Scusi, si è fatto la barba? Sì, e bene anche. Provi a radersi di nuovo con Braun Micron 2000. Sente come dolce? Eppure guardi. Però, me lo lascia? Micron 2000, il miglior rasoio Braun. Styler Set Brown, così facile, così veloce. Gli animali, questi sconosciuti. Buongiorno, come va? Dunque, per la serie Gli animali questi sconosciuti, no, non fa ridere ragazzi, non fa ridere. Ve lo rifaccio. Per la serie Gli animali questi sconosciuti, allora, per la serie Gli animali che conosciamo benissimo, per la serie Gli animali parleremo di un animale che non capisco perché non abbiamo mai contatti. Noi amiamo a circondare la nostra casa, circondarci di cani, di gatti, di uccelli, di canarini e mai di un animale così. Parlerò dell'elefante. Pensate, ora io vi dirò delle curiosità verissime sull'elefante. Abbiamo letto dei libri sull'elefante. L'elefante è forse quello che si avvicina più all'uomo di tutti. Se voi avete presente l'elefante fisicamente, è uguale a Franco Battiato. Perché c'ha la proboscide, le orecchie così e il codino dietro. C'ha un codino. Va bene, a parte questo. Stupidate. Ed è un animale tenerissimo nonostante la sua mole, perché è ghiottone. È un animale ghiotto e si nutre esclusivamente di erba, di foglie, ne mangia 3-4 quintali al giorno, facendo tutti i giorni 20 o 30 volte la cacchina, ma 20 o 30 volte, è un orologio. E lui si nutre di foglioline tenere che sono in cima agli alberi, quindi per procurarsele disbosca, quindi fa più danni di Caltagirone che per fare un residence ha rovinato mezza Sardegna, però lui lo fa per mangiare. Ed è un animale ghiottissimo. In India ci sono degli aneddoti bellissimi dove li fanno lavorare. Li mettono attaccati a un piolo con una catena alla zampa. Poi gli mettono un campanaccio perché se si muovono così li sentono. Cosa hanno fatto? Vi giuro, sono episodi veri. Si toglievano il piolo, mettevano del fango dentro il campanaccio e poi andavano e si mangiavano 30-40 quintali di banane. Poi ritornavano furtivamente, si ributtavano il piolo lì e si levavano la terra dal campanaccio e facevano finta di niente. Ora io mi immagino un elefante che va via di notte come Ezechiele Lupo. E sono animali incredibili perché, ad esempio, sono ghiottissimi di alcol, bevono l'alcol. Delle volte ti vengono in macchina, se vedono una bottiglia di whisky, lo bevono. E quando non possono procurarselo, se lo fanno da solo. L'elefante se lo fa da solo. Mangia delle prugne, poi beve l'acqua, la prugna fermenta e si fanno una distilleria, vanno via ciucchi barrendo. Oh! Come le persone. Sono tenerissimi in amore. Tenerissimi. Hanno le loro compagne. Le filano proprio, vi giuro, le filano, le portano nel loro elefantier, che è il pied a terra degli elefanti, l'elefantier. Le portano, consumano da soli, se c'è qualcuno non fanno niente, l'elefante non fa niente, da soli fanno le cosette così, poi stanno ancora insieme, si danno i bacini, non so con cosa, poi dormono insieme, perché l'elefante come dorme, lo sapete? Prende una zanna, la punta contro un tronco e dorme così, bellissimo. E stanno ancora insieme, sono solidali tra loro, sono solidali, non sono come noi, loro sono solidali anche dopo l'amore, non vanno da nessuna parte, stanno insieme. E quando uno si sente male, un elefante sta male, succede una cosa bellissima. Arrivano 2 elefanti con le zanne, prendono 2 zanne da una parte, sotto la pancia, 2 zanne dall'altra parte, fanno una barella e lo trasportano
Vi giuro, una cosa bellissima, lo trasportano, io mi immagino che siano due lì che lo trasportano e uno davanti con la proboscite e faccia l'autoambulanza. Aia, la curiosità sull'elefante è finita. È finita, leggiamo l'ultima massima, l'ultima. Sull'elefante, all'elefante non far sapere quanto è buona la grappa con le pere. Williams. Ciao a tutti. Ah!